Bene, allora Alessandra e Augusto che ci parlano a questo punto di dove siamo e dove stiamo andando, insomma, la biblioteca che avevo e che avrò, dove stiamo e dove stiamo andando. Abbiamo organizzato questo intervento in forma di dialogo, domanda e risposta, analisi di una situazione da cui scaturisce una domanda sull'evoluzione della bassa a cui la dottoressa Zorzi risponderà come direttrice appassionata del problema. Ci siamo organizzati su 3 temi che sono poi quelli che sono stati trattati, diciamo, 3 grandi aree, quindi le funzioni, il ruolo della biblioteca, il problema della ricerca delle informazioni e il ruolo sociale o di socializzazione della biblioteca. Allora, per la prima parte, ruolo e funzione della biblioteca, io ho fatto una piccola ricerca su come viene percepita la biblioteca, qual è la definizione di biblioteca nel mondo ufficiale delle definizioni. Sono andato a cercare sulle enciclopedie. A caso ho la fortuna di avere il dizionario enciclopedico Treccani del 70 e lì la biblioteca è una raccolta di libri. Va bene, non mi dilungo su tutta, poi c'è tutta un'analisi storica, eccetera, comunque è una visione molto classica. Sono passati 50 anni quasi da allora e quindi le cose dovrebbero evolvere e allora sono andato a vedere la Treccani online che riporta esattamente la stessa frase. Non hanno cambiato una virgola, per cui c'è ancora questa visione della biblioteca come luogo in cui sono conservati i libri o come collezione di libri. Magari all'estero sono un po' più avanzati. La Larousse francese dice che è una collezione di libri la biblioteca ancora. E invece l'Enciclopedia Britannica dice che è una collezione di libri usata per leggere o per studio e comunque sì, dà un po' di etimologia perché si chiama library e non si chiama biblioteca e così via. I tedeschi sono un po' più avanzati, però anche qui, questa è la traduzione di Google, leggermente rivista, in tedesco non è la mia lingua preferita. È una raccolta ben organizzata, ordinata e utilizzabile di libri scritti a mano stampate, però include già una proiezione su documenti digitali e quindi in qualche modo si vede che nel 2018 finalmente ci si rende conto a livello di definizione ufficiale che c'è qualche cosa di nuovo. Per ultimo, la tanto vituperata Wikipedia riporta invece una definizione, mi sembra un po' più aggiornata. La biblioteca è un servizio finalizzato a soddisfare bisogni informativi, quali studio, aggiornamento professionale, di un'utenza finale individuata secondo parametri predefiniti, realizzato sulla base di una raccolta organizzata dei supporti alle informazioni. Beh, c'è la raccolta organizzata, ma è finalizzata a qualcosa che non è la pura conservazione. Ora, da questo nasce la prima domanda. Abbiamo visto che la biblioteca è, da una parte, un luogo di conservazione e in questo ha una sua dignità molto ampia, di cui poi darei ragione. Però è anche un servizio per il soddisfacimento dei bisogni informativi. Nella bassa, biblioteca scientifica, biblioteca universitaria, biblioteca che nasce come somma di biblioteche locali molto specializzate. Come evolve la relazione tra questi 2 aspetti? Sicuramente in un contesto così dematerializzato come una biblioteca scientifica è una domanda molto stimolante. Abbiamo collezioni molto dematerializzate, ma soprattutto questo ci costringe a riflettere sul concetto di collezione. La collezione, specialmente in una biblioteca scientifica, ma non solo, ormai non è più solo ciò che si possiede, ma anche ciò a cui si accede. Per cui l'insieme di questi valori, di questi strumenti che sono a disposizione e che sono portatori di informazione, dai libri ai periodici sui diversi formati, alle banche dati bibliografiche e full text, le abbiamo sentiti citare, banche dati fattuali e brevettuali, sono tutte collezioni della biblioteca. Per cui parlare di conservazione in questo contesto, come vi rendete conto, è un po' anche peculiare. Ciononostante, il ruolo di conservazione rimane fondamentale per la biblioteca, in generale nella realtà accademica che può essere ovviamente molto articolata. Nel caso nostro, per esempio,
pensiamo soprattutto al materiale cartaceo, ci sono dei documenti e delle pubblicazioni molto specifiche, di ambiti molto specifici, per esempio che curano l'aspetto del territorio o il restauro locale o le scienze ambientali, che hanno materiale che viene pubblicato in modo effimero, cioè molto rapido, che o la biblioteca intercetta e conserva o vengono persi per sempre. Ma quello a cui io vorrei soprattutto che ponessimo l'attenzione è l'idea delle raccolte o dei beni che abbiano un significato, un valore, una testimonianza anche per l'aspetto storico e la sua relazione con il contesto. In particolare faccio riferimento al Fondo Montefibre che abbiamo qua depositato in Biblioteca di Area Scientifica, che come sapete rappresenta un po' anche il simbolo del rapporto tra territorio di fatto e una parte di Ca' Foscari, no? Infatti questo tipo di materiale, questo tipo di beni diventano importanti da valorizzare e da promuovere proprio perché attraverso questa azione si crea del valore pubblico, cioè si ristabilisce quel rapporto tra università e società che è quello che ci viene anche richiesto, oggi. Come l'abbiamo fatto? Chi è qua un po' sicuramente già lo sa, perché da una parte l'abbiamo valorizzato con il rapporto, per esempio, con il Comune nell'organizzazione della mostra PM100, dedicata ai 100 anni di Porto Marghera, dove abbiamo prestato parte del materiale appunto museale del Fondo Bibliografico e Museale Montefibre. Dall'altra sono state anche fatte proprio delle azioni di didattica e di ricerca su questo patrimonio con il laboratorio di restauro nel 2016, che poi hanno sortito anche dei risultati e degli studi che in realtà poi hanno fatto nascere il nostro progetto Il filo di Arianna, quello della divulgazione scientifica. Per cui dobbiamo appunto sempre ricordarci che l'università è, e lo sapete meglio di me, è anche uno specchio della cultura locale, quindi questo ricordare da dove siamo partiti ci aiuta meglio ad orientarci anche verso dove ci si deve dirigere. Infatti abbiamo visto green chemistry, sostenibilità e temi che però non devono dimenticare le nostre radici. Diciamo che fortunatamente in termini di conservazione non dobbiamo preoccuparci della conservazione di quanto acquistato in formato elettronico o prodotto in formato digitale, perché c'è la biblioteca digitale di Ateneo che se ne preoccupa, quindi quel tipo di preoccupazione non è della BAS. Rimane, diciamo, prioritaria però l'idea che anche sul tema di conservazione che quello che conta sempre sono i servizi connessi ai documenti, quindi non si conserva per conservare, ma per appunto valorizzare e per dare dei servizi, perché dal nostro punto di vista è l'utente che sta al centro appunto della biblioteca, l'utente che necessita di informazioni e in questo caso anche un'utenza esterna che può avere bisogno di questa testimonianza. Sì, vorrei ricordare che uno dei cruci della biblioteca digitale sarà quella di assicurare la conservazione dei contenuti digitali in un'epoca in cui la tecnologia cambia e a distanza di 20-30 anni i supporti digitali non sono più leggibili. All'inizio si diceva dei primi CD e dei primi DVD che non sono leggibili e in alcuni casi deperiscono anche senza essere consultati, perché ci sono comunque dei fenomeni di invecchiamento che sono ben peggiori degli incunaboli del Cinquecento, che ancora oggi, se ben conservati, sono accessibili. Quindi il problema della conservazione dei supporti digitali diventerà uno dei temi in futuro molto importanti. In poche parole, fiu! Esatto. Cioè, noi siamo tranquilli. La seconda area, il secondo tema in cui ci poniamo delle domande sull'evoluzione riguarda ricerca e accesso alle informazioni. Nel filmato iniziale Dateci un attimo, in quell'estratto, il collega Gonella diceva questa frase in chiusura che è proprio sintomatica del ruolo della biblioteca. Molto presto i ragazzi si trovarono a duello con pile interminabili di libri, articoli, indici, contando solo sulla loro vista acuta per trovare il proprio sacro Graal. Cercare informazioni non è sempre stato semplice.
E qua uno potrebbe pensare, ma per fortuna ci sono gli informatici, oggi cercare informazioni è semplice, e vedremo che non è così, sappiamo benissimo che non è così, ma anche qui vorrei tornare un po' a una radice, diciamo, e mi viene in mente che il punto di partenza sulla ricerca delle informazioni è un classico, secondo me, ed è la Biblioteca di Babele di Borges. La Biblioteca di Babele, anzi, come apre lui il racconto, l'universo che alcuni chiamano biblioteca, è costituito da tante sale esagonali, quasi all'infinito, dove è conservato tutto ciò che si può scrivere in un certo numero di pagine, un certo numero di righe, usando 25 caratteri. E questo è il problema dell'informazione. La biblioteca è totale, i suoi scaffali registrano tutte le possibili combinazioni dei 25 simboli ortografici, tutto ciò che è dato di esprimere in tutte le lingue, tutto. Quindi tutto ciò che è vero, tutto ciò che è falso. E qui si arriva al paradosso che quanto più l'informazione è ampia, tanto meno l'informazione è accessibile. Sarebbe da informatico da aprire una bella parentesi per un futuro evento su che ruolo giocano i big data oggi, su cui tanto si fa conto, sulla effettiva crescita di conoscenze piuttosto che sulla crescita di confusione. Ma chiudo la parentesi, mi fermo qua e sarà riflessione di altri. In realtà oggi sembra che cercare le informazioni sia più semplice, le abbiamo inventate noi, i sistemi di ricerca, noi informatici, quindi sappiamo benissimo che funzionano bene, ma possiamo avere sistemi di ricerca full text in contesti del tutto destrutturati, Google Scholar in parte Cercadica Foscari, perché comunque andando per parole chiave e non per maschera tematica fa una ricerca che in qualche modo è, scusatemi il termine, ma non me ne viene in mente un altro, un po' asettica rispetto ai risultati che vogliamo ottenere. Poi possiamo essere più bravi o meno bravi a cercare, possiamo premere il tasto mi sento fortunato, che all'inizio era molto bello perché andava direttamente, oggi porta da tutt'altra parte il più delle volte, ma comunque questi sono sistemi di ricerca che hanno poco a che fare con la ricerca di informazione così come ne stiamo discutendo oggi. Meglio possono essere sistemi come Web of Science, che raccolgono in maniera più strutturata e anche per argomentazione tematica dei contenuti, e poi dopo hanno tutta una serie di metadati che costituiscono l'essenza della ricerca bibliografica. Può essere Scopus, può essere un catalogo di Ateneo dove sono collezioni diverse, di aree tematiche diverse, e comunque diciamo, c'è una serie di supporti e di aiuti. Ci sono delle tendenze oggi per salire un pochettino di livello. Questa è una schermata che non commento per motivi di tempo, vi lascio il flash di un sistema che si chiama Juno, su cui c'è da parte di Ca' Foscari e di altri un certo interesse almeno a capire come funziona, che invece di lavorare su parole chiave o su metadati classici lavora su concetti, questo pallino un po' grosso che c'è al centro della figura, che si legge male, comunque è un concetto al quale altri concetti satelliti sono collegati per mezzo di relazioni che sono rappresentate da queste linee e possono essere esplorate, possono essere messe in relazione con altri concetti in modo da cercare a un livello superiore a quello dell'informazione, andando verso l'idea di conoscenza. E la conoscenza ci porta a considerare la cosiddetta piramide della conoscenza, il dato che rappresenta i fatti, l'informazione che rappresenta un dato interpretato e quindi significativo, la conoscenza che è l'informazione organizzata, fino ad arrivare alla saggezza, che è l'informazione applicata all'astrazione e che dovrebbe essere, almeno in teoria, il livello a cui dovrebbe tendere oggi l'intelligenza artificiale in questo campo. Che poi lo faccia o no, che ne sia capace o no, anche qui aperta e chiusa parentesi, non è la mia area di ricerca, non voglio entrare nel merito. Però sicuramente c'è un movimento da una informazione, da un dato tecnicamente accessibile perché la risorsa elettronica lo indicizza, a una conoscenza che rappresenta invece uno sforzo anche umano di organizzazione delle informazioni attraverso i metadati, nel caso di uno attraverso i collegamenti semantici tra le informazioni,
E la domanda che nasce spontanea è: che cosa fa la BAS in questo? Non tanto localmente, perché abbiamo parlato di quali sono i sistemi di ricerca. Natasha ha fatto una presentazione molto completa da questo punto di vista, ci sono una quantità di opportunità molto ampie, ma come evolve in prospettiva l'idea di accedere io ho scritto alle informazioni, perché ma insomma alla conoscenza che è contenuta all'interno di un sistema bibliotecario, di una biblioteca? Chi bazzica il mondo delle biblioteche da un po' di tempo sa che la biblioteca da sempre svolge un ruolo di mediatore tra l'informazione contenuta nei documenti e l'utente che ne ha bisogno, perché il suo lavoro è quello di acquisire, organizzare, conservare e rendere disponibile, promuovendo appunto verso le diverse categorie di utenti, i documenti, cioè i portatori di informazione che gli possono essere utili. E chiaramente questo è un lavoro particolarmente delicato in questa epoca che viene definita l'era dell'informazione, ma anche quella dell'information overload, appunto questa enorme quantità di informazioni che spesso difficilmente riusciamo a gestire. Che cosa possono fare le biblioteche? Sicuramente dotarsi di strumenti e protocolli di comunicazione che poi facilitino il passaggio di questi dati, per cui adesso abbiamo visto anche nel primo intervento i vari software che sono stati utilizzati nel tempo, appunto software locali o software che adesso con l'avvento di internet ci permettono di vedere i dati. È chiaro che dietro a questi software ci sono protocolli di scambio, protocolli tipo il Lunimark, Z3950 per lo scambio, il Dublin Core, insomma quegli strumenti che facilitano il passaggio dei dati. L'altro tipo di attività che possiamo fare per agevolare i servizi di consultazione, l'abbiamo visto lo stesso dalle presentazioni precedenti, è organizzare i materiali il più possibile per dare l'opportunità agli utenti di arrivarci direttamente. L'input che ci hanno dato gli studenti prima io ho segnato una serie di cose, perché premetto che per me oggi non è importante tanto qua parlare ma ascoltare, cioè l'idea della geolocalizzazione dei libri, cioè aiutare gli utenti ad arrivare in maniera più rapida ai libri, ci sono dei sistemi che lo fanno, sarà molto utile, perché quello che si vuole fare sostanzialmente è agevolare e facilitare la vita dell'utente e renderlo il più possibile indipendente. Quindi in un contesto accademico dove come prima legge, come diceva appunto il matematico e grande bibliotecario Ranganathan agli inizi del secolo precedente, i libri devono nascono per essere usati e quindi anche per essere conservati, ma solo per i motivi che abbiamo detto prima. Il primo scopo è utilizzarli, e per utilizzarli in maniera più facile dobbiamo lavorare per dare i libri giusti agli utenti giusti. Come? Appunto organizzandoli per esempio a scaffale aperto e cercando, nel caso nostro che abbiamo anche questa grande potenzialità di poter acquistare il formato digitale, acquistandoli in formato digitale in modo da permettergli l'accesso online. Questo per quanto riguarda la gestione del patrimonio. Per quanto riguarda invece la possibilità di aumentare la ricerca di informazioni, come appunto nelle precedenti presentazioni, puntiamo molto sull'aspetto della user education, che non è, voglio dire, è tutta strutturata, è strategicamente costruita dal primo approccio di orientamento con le matricole, acquista un certo livello di informazione, non gli si danno più informazioni di quello che serve, ha un lavoro di reference con la ricerca bibliografica faccia a faccia, a questo piano strategico che abbiamo costruito, che Natasha ha presentato molto bene, per appunto raggiungere questa mappa nell'ambito naturalmente dell'area scientifica di utenti potenziali che non sanno ancora che hanno la necessità di ricevere questo tipo di informazioni, però gli studenti che erano qua l'hanno dichiarato apertamente che questi corsi sono utili. La professoressa Canton
appunto con questa esperienza anche si è resa conto che ci sono degli aspetti che possono essere approfonditi e delle informazioni che possono ricevere anche loro come docenti stessi, soprattutto per le parti dell'aggiornamento. Quindi strategicamente stiamo costruendo con il vostro aiuto, ed è anche per questo che siamo qua, questa mappa, diciamo, per la user education. È chiaro che l'e-learning, le nuove tecnologie ci aiutano, e questo è un progetto che non è della BAS, è un progetto del sistema bibliotecario che però rientra in un progetto dell'università. Quindi anche qua vediamo che seguiamo un trend che è quello appunto che segue la nostra istituzione. C'è un'altra area che non abbiamo ancora toccato direttamente, che è quello del poter supportare anche nell'utilizzo corretto delle metriche valutative. È venuto fuori un po' questo tema prima, cioè quando si fa la ricerca bibliografica si trovano dei documenti. Questi documenti una volta si valutavano solo dal punto di vista del contenuto. Adesso sono stati creati degli altri parametri che hanno dei pro e che hanno dei contro, però ci sono, quindi bisogna conoscerli sia nel momento in cui io vado a leggere un documento, sia in un momento in cui dovrò produrlo, dovrò decidere se andare a pubblicare da una parte, se andare a pubblicare da un'altra, oppure se leggo questo documento che valore ha. È chiaro che questo è un argomento molto in movimento, però sicuramente anche qua le biblioteche possono dare il loro contributo e anche la BAS potrà collaborare a questo tipo di azione. E questa apertura all'esterno ci porta alla biblioteca come luogo sociale, di cui è stato già ampiamente detto. Dalla vecchia biblioteca bella, niente da dire, antica, alla biblioteca dove c'è di tutto, la foto è del centro Rolex, quella a destra, del centro Rolex del Politecnico, della École Polytechnique di Losanna, e da cui ho recuperato questo vecchio articolo, la biblioteca del futuro tra supporti digitali e multimedialità. Effettivamente il ruolo sta cambiando. Non dimentichiamoci che comunque ancora oggi la biblioteca molto spesso è considerata un luogo sacro. È necessario silenzio e il rispetto degli utenti, e leggete l'ultima frase per cortesia: quello che è vietato è attività didattiche di doposcuola. Va bene il doposcuola perché sennò i bambini fanno rumore, danno fastidio, le attività didattiche sono ormai all'ordine del giorno. Bene, anche qua voglio fare un riferimento storico del 1965, un certo signor Nelson, Theodore Nelson, studioso, ricercatore, visionario, come lo dicono, conia il termine ipertesto, inventa l'ipertesto, e da cui poi deriva tutto quello che conoscete. Ma fa anche una cosa in più: decide che l'ipertesto serve per raccogliere tutta la letteratura esistente all'interno di un unico grosso sistema, di modo che la fruizione del prodotto letterario sia un'attività organizzata all'interno di strutture in cui lettori e autori, contemporaneamente, ciascuno con i propri diritti e con le proprie remunerazioni, possano collaborare. E ha un'idea un po' pazza anche. In effetti il progetto poi è terminato, non è mai stato realizzato perché era tecnicamente troppo complesso, quello di creare dei silver stand, delle stazioni d'argento, stazioni di fruizione che lui dichiara essere una matrimonio di Star Trek e dei ristoranti di hamburger McDonald's, cioè il massimo tra la tecnologia più ampia e la socialità invece di livello più allargato possibile. Questo disegno fa parte di un altro suo libro che non è Literary Machines, e stranamente è fatto, diciamo, è pensato in strutture esagonali esattamente come la biblioteca di Borges, chissà. Comunque questo discorso della socializzazione quindi è un discorso antico. Il libro Literary Machine ha cominciato a essere pubblicato nell'84 e poi ne sono venute delle altre versioni, l'ultima è del 97. Qual è il ruolo di una biblioteca scientifica di cui abbiamo ampiamente, quindi sintetizziamo i discorsi che sono già stati fatti in un'ottica più generale, in una estensione dei servizi e invece in una idea di luogo aperto per viverci? L'abbiamo già detto, cioè la biblioteca è un luogo naturale di relazione, l'abbiamo anche vissuto tutti probabilmente, però interpretare questo come un valore sociale da coltivare significa, quando si riflette nella costruzione di una biblioteca, come abbiamo fatto quando siamo venuti qua, che bisogna pensare e concepire il luogo per
le sue diverse funzioni e non pensare solo a a rapportare il numero di posti a sedere con l'utenza potenziale. Infatti l'abbiamo visto anche nelle conversazioni precedenti, da una parte ci può essere la necessità di un luogo di riflessione che veniva appunto richiesto, però dall'altra parte gli studenti stessi hanno manifestato anche un luogo in cui confrontarsi tra pari e quindi trovare una possibilità di uno sviluppo collaborativo delle attività che poi quando escono nel mondo del lavoro verrà fortemente valorizzato. Quindi uno spazio che diventi, che rispetti un certo tipo di esigenza, quello dello studio concentrato e della riflessione, ma anche uno spazio di tipo collaborativo in modo che si possano far emergere e sviluppare quelle qualità non tecniche, come il team working per esempio, in una maniera anche serena. Ed è per questo che abbiamo attrezzato la biblioteca con questi spazi diversificati e soprattutto, viste anche le richieste che hanno fatto gli studenti, dovremo proseguire per questo strade, perché anche la creazione di spazi informali dove le persone ci stanno in maniera piacevole possono stimolare la creatività, per cui quest'idea di biblioteca come spazio sociale e collaborativo in parte l'abbiamo già sviluppata. Sicuramente la biblioteca non è solo uno spazio, ma è anche un luogo sociale e in qualità di luogo sociale si manifesta rapportandosi con altri luoghi sociali. Questo l'abbiamo visto, l'abbiamo fatto grazie alla collaborazione appunto anche con l'area scientifica attraverso gli eventi che durante questi anni abbiamo organizzato. Gli eventi è abbastanza interessante perché qui che cosa si manifesta? Ancora il ruolo di mediazione della biblioteca tra contenuti, che sono i contenuti dell'area scientifica, e qualcuno che ne può avere bisogno, può essere interessato, in questo caso il territorio. E quindi anche qua, riprendendo questo concetto di terza missione, in una delle parti della terza missione, cioè la parte del social engagement, dove possiamo appunto favorire, ancora qua, mediatori tramite vettori di contenuti, favorire questi contenuti come forma di restituzione alla società di un bene che abbiamo sviluppato anche grazie al fatto che è questa società che ci mantiene e perché il processo osmotico che deve esserci tra società e università continui. Questo processo osmotico c'è sempre stato perché storicamente l'università, il territorio, adesso penso alla prima università, Padova, Galileo, eccetera, c'è sempre stato il rapporto con il territorio. Quindi non è un'invenzione quella della terza missione, è una riscoperta ed è una riscoperta che come biblioteca vogliamo sostenere. L'ultima cosa che vorrei dire è che appunto l'abbiamo detto anche prima, la biblioteca di fatto si basa su 3 elementi. Uno sono le collezioni, che sono conoscenza registrata, cioè il lavoro che è stato fatto dai bibliotecari è quello di registrare questa conoscenza. L'altro perno sono gli utenti che ne necessitano, ma sicuramente se non ci fossero i bibliotecari tutto questo non ci potrebbe essere, quindi gli esperti che gestiscono la conoscenza sono anche le esperte, vorrei dire in questo caso perché finora sono passate tutte donne alla BAS, vuol dire le quote rosa qua sono abbastanza alte e tutte queste persone che negli anni hanno collaborato con passione e con sviluppo alla BAS di oggi. Quindi veramente abbiamo preparato un piccolo video dove non si vedono le persone ma si vede quello che ha fatto la BAS, però c'è la sintesi degli ultimi 5 anni, ma c'è anche il ringraziamento per tutte le persone che qui hanno lavorato. E adesso... Grazie. Possiamo far partire il secondo video allora.